Buonasera e ben ritrovati a Focus TG, il primo dell'anno e quindi tantissimi auguri da parte nostra. Clamoroso il fatto accaduto a Stanghella, la scomparsa del marito di Samira Mohamed, indagato per omicidio, ma di lui in questo momento non ci sono più tracce. Pare se ne sia andato di casa alle 7 del mattino di Capodanno, in bici e con tutti i documenti. Mohamed Barbri, indagato per la scomparsa avvenuta il 21 ottobre della moglie di origini marocchine Samira El Attar, si è allontanato da Stanghella, centro della Bassa Padovana, dopo aver portato la figlia di 4 anni dai suoceri e avergli detto che sarebbe tornato poco dopo. Il suo cellulare è rimasto acceso fino alle 17, quindi da allora risulta spento. I carabinieri stanno cercando l'uomo e non escludono nessuna ipotesi. Barbri è indagato dalla procura di Rovigo per omicidio e occultamento di cadavere. Sua moglie Samira, 43 anni, era scomparsa dopo aver accompagnato la figlia all'asilo ed essere passata a salutare una vicina di casa. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato. Barbri si è sempre professato innocente dall'accusa mossa dalla procura e in più occasioni, in TV e sui media, ha lanciato appelli per ritrovare la moglie. A Natale è raggiunta a Stanghella dal Marocco anche la madre di Samira per assistere alle ricerche che fino ad oggi, nonostante il grande impiego di uomini e mezzi, di georadar e cani molecolari, non hanno dato nessun tipo di esito. Bisogna denunciare, questo dice Arturo Scotto, l'ex deputato che ha subito un'aggressione a Capodanno a Venezia da parte di ragazzi che inneggiavano al duce e pronunciavano frasi antisemite. Ero insieme a mia moglie e mio figlio di 14 anni in piazza come migliaia di cittadini in una splendida cornice, quella di Piazza San Marco. Un gruppetto, una squadraccia di ragazzi urlavano slogan antisemiti su Anna Frank e inneggianti al duce. Un comportamento che Scotto, cofondatore di Articolo 1, non ha gradito e alla richiesta al gruppetto di 8 ragazzi tra i 20 e i 25 anni di smetterla non solo hanno rincarato la dose ma sono passati alle mani. Mi sono beccato qualche cazzotto in faccia. Con me anche un ragazzo e adesso stanno emergendo altri testimoni che hanno provato a dividerci, hanno provato a intervenire e si sono beccati anche loro le mazzate. Gli aggressori poi a volto coperto sono fuggiti. Scotto ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Le forze dell'ordine e la magistratura stanno facendo indagini approfondite, ci sono i nastri. Prima che vengano presi direttamente, il consiglio che do, l'invito che do anche ai loro genitori è quello di chiedergli di andarsi a costituire di fronte alla legge. Non possono scappare. In questo paese, per fortuna, c'è una Costituzione che dice chiaramente che la Repubblica Italiana è antifascista e che la vergogna delle leggi razziali non può essere più ripetuta. E dunque io penso che sia giusto, importante e decisivo provare a dare un segnale. Nessuno deve più tacere di fronte a questi episodi. Bisogna reagire, bisogna denunciare, non si può offendere la memoria di chi è morto nei campi di concentramento. Penso che sia importante questo e per questo ho denunciato. Molti messaggi di solidarietà a Scotto e alla sua famiglia dopo questo episodio. Dal patriarca Moraglia, che ha parlato di tristezza e indignazione, alla presidente del Senato Casellati, che l'ha definito intollerabile per un paese civile, e ancora sindacati, giornalisti. Sono tutti segnali di una trasversalità di tutte le forze politiche. Ora bisogna passare dalle parole agli esempi, bisogna respingere questa ondata. Bisogna dare un segnale chiaro che il fascismo non passerà. L'autonomia, la pedemontana, il lavoro, questi sono alcuni dei temi toccati dal governatore del Veneto Luca Zaia nel messaggio di saluto e di augurio di fine anno e di inizio anno nuovo che è stato molto visto sulle nostre emittenti.
Volevo condividere con voi i successi, le sfide e tutto quello che è accaduto in quest'anno e accadrà nei prossimi mesi del 2020. Comincia così il messaggio di fine anno ai veneti del governatore Luca Zaia, andato in onda sulle nostre emittenti la sera del 31 dicembre, un bilancio del 2019 che parte dai successi. Abbiamo avuto un anno che ha avuto gioie e dolori. E rispetto alle gioie le conoscete tutti, no? Quello che è stato ad esempio il grande progetto delle Olimpiadi e quello che è accaduto. Siamo partiti in sordina con la partita delle Olimpiadi e alla fine oggi possiamo dire che il Veneto è sede ufficiale delle Olimpiadi 2026. Dall'altro, se è stato l'anno d'oro delle Olimpiadi, non posso non ricordare che le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano portano a casa quello che è poi il patrimonio dell'umanità. Ma è stato anche l'anno in cui si è compiuto un tratto del tortuoso cammino verso l'autonomia. La partita dell'autonomia è una partita che non abbiamo assolutamente abbandonato. C'è stata un'evoluzione in questo 2019 e non sarà una strada facile. Questo governo dice che vuol fare l'autonomia, vedremo con i fatti. Se non dovessimo avere risposte, perché ci dicono che a gennaio dovrebbero iniziare a varare i primi provvedimenti, e noi non abbiamo che un'alternativa, quella di prendere le singole materie una ad una e fare in modo che queste materie si trasformino in singole leggi. Sanità d'eccellenza, ma si può sempre migliorare, continua Zaia, che sottolinea l'assunzione di 80 specializzanti da destinare agli ospedali veneti e ribadisce la vocazione pubblica del servizio. 2020 anno della Pedemontana. Lo annuncio in occasione di questi auguri, lo annuncio con gioia che noi pensiamo di ultimare questa infrastruttura per dicembre 2020. Significherà un po' sconvolgere tutto quello che è la vita, il modo di ragionare dei nostri territori. Pensate solo che un Treviso Nord e Bassano cuberà all'incirca 20 minuti di percorrenza. Nelle parole del presidente, la montagna che cerca di risollevarsi dopo Vaia, l'acqua alta a Venezia, la devastazione del litorale e poi le vertenze aziendali dalla CC alla Safilo. Infine il grazie di Zaia ai veneti. Vi ringrazio per la solidarietà, vi ringrazio per i consigli, anche per le critiche che sono sempre costruttive. Mio nonno diceva che solo i mone non cambiano idea. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e fate per il Veneto. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto, non serve essere governatore del Veneto, un assessore, un sindaco o un presidente di qualcosa. Ognuno di noi può fare qualcosa per il Veneto. Noi amiamo questo Veneto. Una delle cose che si possono senz'altro fare per il Veneto è non aumentare ancora la tariffa autostradale tra Padova Est e Venezia Mestre. Dite 20 centesimi, ma 20 centesimi sono quasi il 10%, moltiplicatele per tutte le tratte che fanno i pendolari e guardate che mazzata viene fuori. Anno nuovo, nuovi rincari. A partire dall'ennesimo aumento della tariffa del tratto autostradale Padova Est-Venezia Mestre, che passa da 2,80 euro a 3 euro. Furioso il comune di Dolo, dove confluiscono la maggior parte degli automobilisti per evitare di pagare una cifra così elevata. Immaginare che un pendolare per 5-6 giorni alla settimana spenda 6 euro per spostarsi da Padova Est a Mestre e viceversa. Insomma, è evidente come questa misura sia disincentivante per l'utilizzo della viabilità autostradale. Di conseguenza si cercano soluzioni alternative che inevitabilmente colpiscono la riviera del Brenta. Ci avevano detto all'epoca del passante che questo dovesse essere temporaneo, invece ormai è lì stabile. Ovviamente il tratto Dolo-Mestre rimane gratuito, quindi per spostarsi, soprattutto i pendolari, soprattutto il traffico pesante, uscirà a Dolo da Mestre per andare a Padova utilizzando la viabilità interna, la viabilità comunale, e viceversa chi dovesse andare da Padova a Mestre arriverebbe a Dolo attraverso la viabilità ordinaria per poi prendere l'autostrada e fare l'ultimo tratto gratuito. Questo evidentemente affossa ulteriormente il nostro territorio in termini ambientali, in termini di qualità della vita, in termini sociali. Si fa presto poi a dire che i comuni devono combattere l'inquinamento, devono fare le ordinanze, devono impedire con i pochi vigili a disposizione magari il traffico pesante, e poi dall'alto, dalla regione, vengono compiute scelte di questo tipo che di fatto inficiano tutto il buon lavoro che potremmo fare. Ci troveremo la Riviera del Brenta, terra turistica, terra di ville venete, terra per la quale ogni amministrazione comunale si sta impegnando per una sua valorizzazione, per un aumento della qualità della vita, invasa da tir e auto di passaggio di pendolari che comprensibilmente eviteranno di fare l'autostrada. Il messaggio è chiaro. Ci dicano chiaro se Riviera del Brenta e Miranese sono terra di sviluppo per
per altre aree o se sono una terra che ha una dignità di essere tutelata e servita al pari di altri territori. Bisogna immediatamente revocare questi aumenti di pedaggio autostradale che comporterebbero quanto ci siamo detti e riaprire subito il dibattito per il casello della Riviera. Se così non sarà, residenti e pendolari saranno pronti a mettere in atto una protesta eclatante. Ci fermiamo per una pausa, poi parliamo delle ULSS e delle code. Problemi del ritiro delle pensioni, 4 medici di famiglia si sono ritirati a Padova e quindi code alla ULSS nel primo giorno lavorativo per centinaia di persone. Poca informazione, pochi sportelli attivi, pochi giorni di tempo per risolvere la pratica ed ecco creato il disservizio. Anche tutta la mattina in coda all'anagrafe dell'ULSS, il 2 gennaio, in piene festività e pieno terzo millennio, per cambiare il medico di base. In redazione sono arrivate telefonate e immagini come queste dagli storici uffici di Via degli Scrovegni. Vita buttata per portare a termine una pratica che in genere richiede un quarto d'ora. L'ULSS, verso l'ora di pranzo, è corsa ai ripari, ordinando ai dipendenti e agli sportelli di fare orario continuato e chiamando rinforzi, ma non è bastato. C'è stata un'affluenza veramente grande che non siamo riusciti a smaltire nei tempi che volevamo, ci scusiamo con l'utenza, già da domani ci sarà un ulteriore potenziamento, nessuno viene mai mandato via. Verso mezzogiorno era stata fermata la distribuzione dei numeri, sono arrivati rinforzi del personale da Noventa e dal distretto di Via Temanza. È successo che 4 medici di famiglia in servizio in comune di Padova hanno cessato il loro rapporto di lavoro con l'ULSS tutti il 31 dicembre. Le lettere di avviso ai pazienti, circa 6.000 in tutto, sono in gran parte arrivate tardi o mai recapitate. Perciò, per tutti loro e i loro familiari, è iniziata la corsa al cambio del medico di base. Questa pratica si può svolgere solo in via Scrovegni? Anche in via Temanza, oppure abbiamo un'altra sede dell'anagrafe anche a Noventa, Padovana, nelle sedi distrettuali queste sono quelle più attive tutti i giorni, nelle altre abbiamo particolari giornate in cui sono aperte. In molti a vedere le file di questo 2 gennaio a quanto pare non lo sapevano. L'ULSS è corsa ai ripari istituendo l'orario continuato all'anagrafe sia venerdì 3 che martedì 7 gennaio nei distretti di via Scrovegni e di via Temanza all'Arcella. Ed ecco a questo proposito cosa ne pensano i cittadini. Quanto ha aspettato oggi, signora? 3 ore Per fare la pratica del cambio? del cambio del medico. E come mai è stato così lunga Non lo so, questa? mi ha detto che ci sono tutti i rinnovi di studenti, preti e cose del genere. Ma- L'intera mattina sono stata qua per fare il cambio del medico. Ringrazia qualcuno di questo? Non lo so, voglio andare a casa. 2 ore e mezza, ma per fortuna che abbiamo fatto gli altri 2 ospedali per le sue visite, siamo andati a Sant'Antonio e al Policlinico a prenotare le altre visite. Cioè avete impiegato l'attesa data dal numerino per fare altre visite. Senta, ai tempi d'oggi le sembra normale che per fare un cambio di un medico vada via una mattina? No, massimo mezz'ora, cioè una cosa accettabile mezz'ora, ma no, quanta gente c'è. Hanno chiuso adesso la cordella perché anche i poveri impiegati dovranno anche andare a pranzo, io credo. Erano abbastanza arrabbiati anche loro? Erano un po' incazzati. Che ore sono adesso? 12:40. Ecco, allora le 10:30. Quanta gente c'era? Guardi, moltissima. Avevamo 50 Aspetti, dica. prenotazioni prima di noi, 50. E quanti sportelli attivi? 4. No, che 4? 1, 2, 3. 3 erano. 3. Insomma, Perso quasi una mattina. ed oltre. Quanto tempo ci ha messo? Dunque sono arrivata a piedi, saranno state le 10, adesso è mezzogiorno e un quarto. Sì, ho fatto tutto comunque, anche ho rimediato una bici da andare a casa che prima era a piedi. E parliamo di incendi, parliamo dei tagli ai comuni, quindi è la posizione dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia.
non siamo disposti ad accettare questo ulteriore taglio. Noi siamo virtuosi, non abbiamo mai speso un euro in più di quello che potevamo spendere e non abbiamo mai assunto una persona in più di quella che serviva. È un'amara sorpresa di Natale quella che i comuni veneti si sono ritrovati sotto l'albero, un ulteriore taglio ai trasferimenti dello Stato per un totale di quasi 8 milioni di euro, una mannaia dovuta all'introduzione dei nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, strumento che dovrebbe servire per favorire la perequazione tra i municipi lungo lo stivale. In Veneto il saldo rispetto al 2019 è negativo per 418 comuni su 563. La contabilità a inizio anno è impietosa. Sono dei danni enormi. Verona perde 2 milioni di euro, il comune di Treviso perde 405 mila euro, Vicenza 200 mila, quindi insomma sono importi importanti, soprattutto a bilancio approvato. Ma se i comuni veneti piangono, altrove si sorride. Fatalità, solo il comune di Roma invece percepirà 13 milioni in più. Io credo che per questa Italia sia giunto il momento di dare una svolta, cioè quei comuni che sono virtuosi, e sottolineo che in Veneto i comuni sono tutti virtuosi, vanno sostenuti, non si può continuare a tagliare risorse. Per questo l'ANCI, l'Associazione dei Comuni del Veneto, sta studiando delle contromisure. Partiremo tra l'altro anche con una raccolta di firme di tutti i sindaci veneti, perché credo che sia arrivato il momento di non abbassare la testa, ma chiedere a gran forza che i fondi destinati ai nostri territori vengano tutelati. I diari dell'ostetrica Record che va in pensione dopo 42 anni e migliaia di bambini fatti nascere. Comunque qui è partito tutto dal 17 giugno del 1981. Nella sua carriera professionale l'ostetrica Marina ha fatto nascere 3.173 bimbi e di ognuno ha preso nota in un diario, o meglio in 6 diari, che conserva gelosamente. Ha messo per iscritto ogni parto, ha segnato tutte le mamme che ha aiutato in questi 42 anni di lavoro. Tanta vita trascritta in questi diari miei personali, ma che sono anche una memoria storica di tutto questo percorso fatto in questi 42 anni e mezzo di attività professionale. Per 40 anni ha lavorato all'ospedale di Piove di Sacco. La signora Marina si definisce una guardiana della porta che accompagna i neonati attraverso un accesso dal mondo all'interno della propria mamma al mondo fuori. E questa cosa mi ha sempre sentita onorata e orgogliosa del lavoro che faccio, perché mi scusi ma le dico proprio che è il più bel lavoro del mondo. Di ognuno dei bimbi che ha fatto nascere porta un ricordo, ci dice. Con alcuni però ha sviluppato legami molto forti, come con la prima che ha fatto nascere il 17 giugno del 1981. Ho seguito proprio tutto il suo percorso, perché poi alla fine il suo compleanno diventava anche il mio compleanno professionale. E ho seguito proprio tutte le tappe della sua vita, per cui quando ha preso la maturità, quando si è laureata, quando si è sposata, quando ha avuto i figli, per cui è stato come diventare proprio una nonna, no? In un certo senso mi sentivo proprio una nonna proprio morale, ecco, per cui ho fatto nascere i suoi bambini. L'ultimo parto a cui ha assistito è stato in Sierra Leone in una missione umanitaria. Marina è una donna energica che, oltre ad essere ostetrica, è stata anche formatrice regionale sul tema della violenza di genere, tema su cui ha scritto un libro di prossima pubblicazione assieme ad un giudice e una psicologa. C'è quindi da aspettarsi che anche i diari da ostetrica diverranno una fatica letteraria. Il mio impegno nel futuro vedremo come sarà, ecco, portato avanti, con che modalità. Comunque ce l'ho dentro di me, vediamo poi come lo potrò sviluppare, ecco. Cosa ne pensano alcune persone in strada del gesto di stizza umanissimo di Papa Francesco? Secondo me il modo come è stato strattonato e trattenuto poteva anche evitarlo di fare la signora. Sì. È stata una reazione impulsiva perché probabilmente gli ha fatto anche male. È una cosa normale che una persona presa e strattonata in quel momento, quindi con i dolori che potrebbe avere una persona di quell'età, che sappiamo tutti come possono essere. Comunque ha chiesto scusa, dai, è stato anche bravo. Non me l'aspettavo, sinceramente no. È esagerata anche la signora in sé, però no, doveva essere un po' più clemente secondo me. A me sembra che sia claudicante, per cui avrà qualche problema di equilibrio, per cui
è stata una reazione naturale da persona fisica. E si permettono anche troppo probabilmente quelle persone che lo avvicinano. Da un lato è stata un'esagerazione l'atteggiamento di quella signora che si è avventata letteralmente sul pontefice, dall'altro lato insomma la reazione sua, capisco la sorpresa, capisco anche il fastidio, però non è propriamente in linea col motto del porgere l'altra guancia. Secondo me hanno sbagliato tutti e due, perché lei l'ha tenuto per braccio, però neanche lui non è stato tanto bravo. Cioè, anche questa è umanità, essere umano, anche lui è un essere umano come tutti. Non è il Papa, siamo tutti umani. Per personaggio che è lui, che io credevo, ha fatto un po' di esagerazione. È sempre una persona che non deve fare strattonare il Papa, o no? Beh, penso. Ha esagerato la persona a strattonarla, però il Papa ormai ha esagerato anche lui. Ha avuto una reazione un po' magari troppo impulsiva, però per me, mi scusi, ma per me ha fatto bene. Deve mantenere la calma il Papa, diciamolo. Ha fatto bene. Alla signora è andata bene, in altri tempi sarebbe finita al rogo. Ci fermiamo per una pausa.